Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. La Regione ha disposto nella mattinata di oggi la sostituzione della seconda dose di AstraZeneca con i vaccini Pfizer e Moderna. Coinvolte oltre 8.000 persone in Friuli Venezia Giulia da qui a fine luglio, 1.000 solo nella giornata di oggi. La campagna vaccini quindi prosegue, dobbiamo convincere 200.000 persone a prenotarsi, afferma il vicepresidente Riccardi. Nei prossimi giorni partirà una campagna massiva nelle località turistiche e sempre nei prossimi giorni potrebbe essere avviata anche la somministrazione per la fascia d'età dai 12 ai 15 anni. Facciamo il punto di servizio, il punto della situazione in questo primo servizio. Non una sospensione, ma una sostituzione. Chi aveva prenotato il secondo richiamo AstraZeneca già questa mattina senza alcun intoppo ha ricevuto la dose di Pfizer. Così sarà per circa 1.800 persone in questo weekend, 8.000 da qui a fine luglio. Quindi le persone che hanno prenotato under 60 anni e dovevano fare il richiamo con AstraZeneca, con lo stesso appuntamento, le stesse procedure, gli sarà fatto un vaccino mRNA, quindi o Pfizer o Moderna. La Regione spinge sull'acceleratore, dopo aver superato la soglia del 50% della popolazione vaccinata con almeno una dose. Il 22 e il 23 giugno a Lignano e a Grado partirà una campagna massiva per gli operatori del comparto turistico, per un totale di 1.000 posti a disposizione. Stiamo lavorando anche per la montagna, per aprire anche là delle strutture che consentano ai cittadini di poter implementare queste 670.000 persone che hanno già deciso di chiedere di vaccinarsi, delle quali 610.000 sono già state vaccinate superando il 50% della popolazione di questa regione, essendo la terza regione in Italia che è riuscita a vaccinare in prima dose una dimensione di persone così importante. Buona finora l'adesione delle fasce giovanili, meno quella degli over 50. Dobbiamo riuscire a convincere ancora circa 200.000 persone in Friuli Venezia Giulia e questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti quanti insieme. In settimana dovrebbe essere definita anche la partita che riguarda gli adolescenti. Molto però dipenderà dalla consegna dei vaccini Pfizer destinati proprio a questa fascia d'età. Perché il nostro problema in questo momento sono le dosi di vaccino mRNA, ancora di più con questa scelta di dover fare agli under 60 anche i richiami di AstraZeneca, quindi dipenderà dai flussi. Io comunque credo che rispetto anche alla domanda che stiamo avendo, insomma, nell'arco della prossima settimana, di poter riuscire anche ad aprire alla categoria 12-16. E ora sentiamo direttamente la voce di quelle persone che oggi erano in attesa di ricevere la dose di Pfizer anziché, come era programmato fino a ieri, AstraZeneca. Qualche timore, paura, soprattutto dopo i fatti recenti di cronaca, ma comunque fiducia nella scienza. Nessun intoppo è stato registrato nell'organizzazione. Timore per quello che è successo negli ultimi giorni, però dobbiamo fidarci dei medici per uscirne secondo me, per come la vedo io, per uscirne da questo problema. L'unica è vaccinarci e... Quindi deve essere più tranquilla a fare Pfizer? Molto più tranquilla. Con la prima dose avevi avuto qualche effetto? Sì, ho avuto non grossi effetti, ho avuto 37,5 la sera dopo del vaccino e dopo ho preso la tachipirina, la mattina dopo ero a posto, tranquillo. Possono dirci non fa nulla, può fare, sappiamo quello che abbiamo avuto con l'AstraZeneca, non sappiamo quello che ci sarà facendo il mix. AstraZeneca, sono stato male, ho avuto abbastanza malessere per 2 o 3 giorni e speravo di rifare AstraZeneca oggi perché così dicevano che la seconda dose non fa niente e oggi facciamo uno nuovo e va bene. E senti, non ha timori perché deve fare questo mix di dosi? No, ho molta paura sinceramente, io sono avevo paura anche la prima dose, però lo faccio perché me la sento di farlo e di dare una mano. Come sta andando? Allora, nella giornata di oggi non c'è stato nessun intoppo, c'è stato solamente un momento per organizzarci e far fronte alla situazione e abbiamo proceduto nella massima normalità. La gente è tranquilla e soddisfatta e soprattutto si respira un'ottima area di collaborazione tra le forze in campo. La gente non si è lamentata, ha accettato come erano le situazioni? No, mi pare che la gente si stia comportando molto bene.
Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.883 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi, di cui 11 di migranti richiedenti asilo, 8 a Gorizia e 3 a Trieste, con una percentuale di positività dello 0,88%. Su 3.220 test rapidi antigenici invece sono stati 2 casi di contagio. Nella giornata odierna nuovamente non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3, mentre quelli negli altri reparti scendono a 12. Abbiamo sentito quindi anche dalle parole del vicepresidente Riccardi come la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per aprire le agende anche per gli adolescenti, ovvero tra i 12 e i 15 anni. Sul tema intervengono i pediatri: giusto vaccinare gli adolescenti perché sono potenzialmente pericolosi per la trasmissione del virus. Molti genitori si sono già rivolti agli stessi pediatri per avere chiarimenti ed esprimere dubbi. Sentiamo anche quali potrebbero essere gli effetti collaterali. Loro hanno un quadro di asintomaticità che li rende proprio dei serbatoi del virus. Questo è molto pericoloso per loro, per una contagiosità interna al gruppo dei pari, che comprende anche ragazzi con patologie non note, con situazioni delicate di cui loro molto spesso non parlano. Il vaccino disponibile è il vaccino Pfizer al momento. Successivamente, non appena ci sarà l'approvazione anche regionale, la delibera che lo consentirà, sarà disponibile anche il vaccino Moderna, ma per il momento l'unico vaccino per queste età è il Pfizer. Le mamme hanno chiamato tanto per sapere se farlo o non farlo e poi hanno richiamato subito dopo, perché ancora tra i 12 e i 15 anni, che è la fascia che interessa i pediatri di libera scelta, non è stato dato il via libera per questioni burocratiche. Gli effetti collaterali sono la dolenzia al braccio nella sede dell'inoculo, un senso di malessere, di stanchezza, qualche dolore muscolare, dolore osseo e tutto sommato tutto qui. Questo però è molto frequente. Ce lo dobbiamo aspettare, mentre gli effetti collaterali più importanti sono veramente rarissimi. La cronaca tragedia a Pordenone: un geometra in pensione di 77 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo che si trovava in un appezzamento da lui coltivato di sua proprietà. L'uomo, come al solito ieri mattina, si era recato nell'orto incontrando il vicino. Alle 19 il figlio è andato a cercare il padre, preoccupato perché non era ancora rientrato a casa, trovandolo riverso in un pozzo irriguo in disuso utilizzato dall'anziano come concimaia. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e i vigili del fuoco di Pordenone, una pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato, ma per il 77enne non c'era più nulla da fare. All'origine della tragedia, con tutta probabilità, un malore che ha fatto cadere l'uomo nel pozzo, non lasciandogli scampo. 76 migranti sono stati rintracciati nel pomeriggio di oggi in un tir all'ingresso del casello di Latisana. Dalle prime informazioni erano stipati in pochi metri quadri all'interno del mezzo pesante che stava facendo ingresso in autostrada. Il rintraccio è stato effettuato dalla compagnia dei carabinieri di Latisana, che ha bloccato il rimorchio dal quale sono usciti i migranti in condizioni a dir poco precarie e soprattutto disidratati per il gran caldo. Sul posto anche gli ausiliari di autovia in supporto per rifornire di acqua i sanitari del 118 e la polizia stradale. Andiamo ora a Lignano Sabbiadoro, dove è stato riaperto oggi il pronto soccorso, dove ci sarà anche la guardia medica, e una grande novità è quella del centro tamponi per i villeggianti, soprattutto provenienti dall'estero. L'intervista al direttore dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Dennis Caporale. Oggi come da piano dell'emergenza praticamente apriamo il PPI di Lignano, un riavvio importante, in quanto così come si riattiva l'attività turistica naturalmente dobbiamo essere in grado anche di assicurare la salute
sia ai cittadini che anche naturalmente a quelli che vengono da fuori, come turisti, quindi il PP di Lignano è il primo punto che riapre per la stagione turistica. Questo è un fatto importante e verrà accompagnato la prossima settimana anche naturalmente dalla guardia turistica che sarà disponibile per naturalmente tutte quante attività competenti da guardia turistica. Il PP di Lignano l'anno scorso a memoria ha aperto il 13 di giugno, quest'anno oggi è il 12, quindi siamo in linea rispetto ai piani di emergenza, rispetto anche alle altre annualità precedenti. Un ringraziamento va sicuramente alla disponibilità degli operatori sanitari, medici e naturalmente infermieri e OS che si sono anche resi disponibili per garantire il servizio a Lignano. E questa è un'attività che il Comune di Lignano ha voluto assicurare ai cittadini, soprattutto ai cittadini stranieri che necessitano di un tampone per il rientro anche laddove sia richiesto dal proprio stato di origine, per rientro appunto nel proprio stato di origine. È un'attività che noi abbiamo solamente autorizzato, che però è stata voluta dal Comune di Lignano e secondo me è importante il risultato raggiunto anche in questo caso dal Comune. Restiamo a Lignano perché dopo gli atti vandalici dello scorso fine settimana da parte di turisti austriaci in occasione del Corpus Domini, il sindaco Luca Fanotto sta studiando un'ordinanza sul modello Jesolo per vietare il consumo di alcol in strada, soprattutto nelle ore serali e nei weekend. Intanto lo stesso primo cittadino interviene anche sul Green Pass europeo, una norma che rischierebbe di penalizzare la stagione turistica italiana anche perché l'Italia non è ancora pronta. Sentiamolo. Niente alcolici in strada dopo le 16 nei weekend per tutto il periodo di agosto, così Jesolo giorni fa ha adottato la linea dura nei confronti della Movida e a giorni potrebbe seguirla a ruota Lignano. Scatta il giro di vite contro gli eccessi che hanno già segnato la località balneare friulana durante il Corpus Domini con arredi imbrattati e atti di vandalismo. Io sto facendo le mie valutazioni e probabilmente andremo in questa direzione anche alla luce di quello che è successo lo scorso fine settimana del Corpus Domini. Quindi dico che non è escluso che ci siano delle limitazioni, soprattutto con riferimento alla circolazione delle persone e con riguardo alla detenzione appunto di bevande alcoliche magari da una certa ora. Fino a quando si dà da bere, diciamo, nei locali, nei pubblici esercizi è un conto, quando invece le persone, magari anche quelle giovani, sono per strada di notte è un altro. Intanto la stagione turistica prosegue a gonfie vele, ma sulle prenotazioni incombe il balzello del Green Pass, il documento comunitario che consentirà di viaggiare tra i paesi dell'Unione Europea a partire da luglio senza doversi sottoporre a quarantena o tamponi se si è vaccinati o guariti dal Covid. Grecia, Spagna, Croazia si sono già attrezzate, l'Italia ancora no. Il rischio è che questo ritardo possa creare confusione per i viaggiatori stranieri che hanno in mente di prenotare le proprie vacanze nella penisola italiana e quindi nella stessa Lignano proprio a luglio. Quello che noi chiediamo è delle regole che fossero chiare, certe e uguali per tutti. La normativa non è ancora stata approvata in via definitiva dal Consiglio e qui si fanno le conferenze stampa prima di adottare i provvedimenti, generando una confusione devastante anche nei confronti della popolazione turistica che vuole prenotare le proprie vacanze. E parliamo ancora di stagione turistica. Trieste torna al centro del comparto delle crociere con la MSC che ha avviato oggi gli itinerari in Adriatico. La sfida è con Venezia, anche se l'obiettivo è non fare concorrenza, ma collaborare. Andrea Pierini. È partita da Trieste la MSC Splendida, la nave che solcherà l'Adriatico con destinazione Ancona, Dubrovnik, Bari, Corfù e Spalato. Si tratta di una delle navi più importanti della flotta, un segnale che la compagnia vuole investire sempre più in Friuli Venezia Giulia. Ma io credo che possa essere un completamento di Venezia più che un'alternativa a Venezia. Confidiamo sempre che si trovi una soluzione a Venezia, sinceramente. Noi l'auspichiamo da tempo, pensiamo che prima o poi si arriverà, speriamo il prima possibile. Noi crediamo che Trieste possa essere complementare. Soddisfazione della Regione. Ho scelto di investire 2 miliardi di euro a Fincantieri a Monfalcone, quindi il sistema Friuli Venezia Giulia può offrire tante occasioni
per chi sono gli operatori, ma soprattutto grande opportunità per quelli che sono gli abitanti e i nostri concittadini regionali. Deborah Serracchiani ha ricordato l'impegno per porre al centro del paese il Friuli Venezia Giulia, puntando sui collegamenti e in particolare sulla tratta Trieste-Venezia. Intanto sorridono i presidenti dell'autorità portuale e di Trieste Terminal Passeggeri. Sì, sono già ripartite con Costa, adesso riparte anche MSC. Sono collaborazioni strutturate, come ho detto nel mio intervento, insomma abbiamo sia Costa che MSC soci del terminal. Penso che sia una capacità di visione e di pianificazione che abbiamo condiviso con entrambe le compagnie, che chiaramente va a strutturare quella che sarà lo sviluppo dell'offerta dei prossimi anni. È chiaro che ci sarà molto più crocieristica nel porto di Trieste e anche di Monfalcone nelle prossime stagioni. Emozionante, userei questo termine qui, sì, ripartire un intero territorio anche attraverso le navi da crociera è un momento che aspettavamo da molto, sul quale abbiamo lavorato tantissimo e per il quale oggi gioiamo tutti assieme. Nel frattempo nel Salone del Parlamento del Castello di Udine è possibile ammirare una riproduzione delle opere di Giovanni da Udine, artista che aveva lavorato insieme a artisti del calibro di Raffaello e Michelangelo, opere che arrivano da tutta Italia ma anche dall'Europa. Scopriamo. Giovanni da Udine è una persona che ha lavorato moltissimo a Roma, le sue grandi opere artistiche sono affreschi che fanno belle i palazzi vaticani e altri luoghi di Roma. E qui a Udine abbiamo portato chiaramente le riproduzioni di questi affreschi e poi soprattutto i suoi libri, i suoi appunti, i suoi disegni, anche ci sono dei prestiti arrivati da lontano. Lui è stato un uomo di grande arte perché era amico di Raffaello, molto amico di Raffaello, ha collaborato anche con Michelangelo, pensate questi due massimi artisti nella storia della cultura italiana, e c'era anche Giovanni da Udine, furlano. Finalmente oggi si apre una mostra che io credo abbia un profondo significato, innanzitutto perché si inserisce nel percorso che il Comune ha voluto realizzare in questi anni di valorizzazione del rapporto tra Udine ed il Friuli. Però oggi è un giorno particolare, ve lo faccia dire. Apriamo la mostra quando? Apriamo la mostra l'11 di giugno. 11 di giugno 983, che è la data riportata in calce a quel documento dell'imperatore Ottone II, dove per la prima volta si cita la città di Udine, che viene concessa al patriarca. Non ci sono notizie dell'ultima ora, a me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e augurarvi buon weekend. Arrivederci.